dirottato, a Londra si tratta, a Kabul linea dura, 150 ostaggi ancora nelle mani dei sequestratori. Extracomunitari programmati per quest'anno 63.000 ingressi, Ciampi, abbiamo bisogno degli immigrati. La consulta spiega che i 7 referendum sono stati ammessi perché non creano vuoti normativi né ledono diritti sindacali. Haider, italiani, non dovete aver paura. Israele annulla una missione a Trieste che aveva detto sì al leader austriaco. Sfugge alla cattura con l'autostop l'uomo che avrebbe sterminato la famiglia. Un cassiere lo ha visto, era andato da lui per un assegno. Comincia a muovere le dita l'operaio francese sottoposto un mese fa a Lione al trapianto di mani e avambracci. Donne soldato non solo in accademia ma anche nella truppa. Via libera già da quest'anno all'arruolamento per la ferma breve. Fiocco rosso a Maranello per la Formula 1 del 2000, è nata la nuova Ferrari. L'avvocato Agnelli spero sia vincente come Luna Rossa. Buonasera telespettatori del TG1. Ancora una volta donne, bambini, semplici viaggiatori, gente che non c'entra nulla, si ritrova suo malgrado al centro di un conflitto internazionale. Sono gli oltre 150 passeggeri di un aereo afghano dirottato a Londra da un gruppo ancora imprecisato. La polizia britannica è impegnata da molte ore in una difficile trattativa, difficile soprattutto perché il governo di Kabul non avrebbe alcuna intenzione di cedere alle richieste dei dirottatori. Sentiamo prima di tutto Paolo Borella. Uomini armati e mascherati circondano l'aereo dell'Ariana Airlines, ma per ora non scatta il blitz che potrebbe risolvere la vicenda ma anche causare un bagno di sangue. Il Boeing 727 è fermo dalla scorsa notte all'aeroporto di Stansted. Dopo febbrili trattative, questo pomeriggio vengono liberate prima 5, poi altre 3 persone che dicono di essere state trattate bene, ma ci sono ancora oltre 150 passeggeri nelle mani dei pirati dell'aria. Nelle prime tappe del dirottamento, avvenuto su un volo interno tra Kabul e Mazar-e Sharif, erano già stati liberati una ventina di passeggeri malati a Tashkent in Uzbekistan, a Akhtubinsk nel Kazakistan e a Mosca. L'aeroporto di Stansted ha fornito all'Airbus acqua e viveri per rifocillare equipaggio e passeggeri, tutti di nazionalità afghana, che potevano solo volare per raggiungere il nord del paese isolato dalle forti nevicate. Tra di loro ci sono 35 persone della stessa famiglia che si recavano a un matrimonio. La polizia e i servizi di sicurezza britannici stanno trattando coi dirottatori avendo come prima preoccupazione la salvezza degli ostaggi. Sembra che chiedano la liberazione di Ismail Khan, un leader della guerriglia contro l'occupazione sovietica degli anni '80. Allora, adesso colleghiamoci in diretta con l'aeroporto londinese dove si sta svolgendo questo avvenimento. In diretta Marco Varvello. Ci sono intanto notizie dell'ultimissima ora, Marco? Marco Varvello evidentemente non ci sente. All'aeroporto di Stansted l'atmosfera è calma, non so se potete intravedere alle mie spalle la sagoma dell'aereo dirottato che ovviamente non è illuminato, è stato fatto atterrare su una pista secondaria. Con il rilascio dei 2 gruppetti di ostaggi ci sono stati dunque dei segnali incoraggianti di distensione da parte dei dirottatori. Ad un certo punto la polizia aveva anche detto siamo ad un punto cruciale, poi però non ci sono stati altri sintomi e altri sviluppi significativi. Le trattative si sono svolte soprattutto su questioni pratiche, il rifornimento, il cibo, l'acqua. Un secondo container dovrebbe essere portato all'aereo prima di notte. Le trattative invece, quelle vere, si svolgono a livello diplomatico sull'asse Londra-Kabul-Mosca. A complicare le cose però il fatto che non ci sia ancora chiarezza sull'identità del comando che ha compiuto questo dirottamento. I talebani, il regime di Kabul, insistono nell'accusare il principale oppositore, cioè Massoud, che dal suo canto invece smentisce. E quindi tutta la questione comunque di questo dirottamento è interna all'Afghanistan, mentre qui all'aeroporto londinese di Stansted si prepara ad una lunga notte di attesa. Linea Roma. Marco, scusa, tra l'altro ci sono anche dei problemi, mi sembra, piuttosto seri per quanto riguarda tutto il traffico internazionale, perché questo episodio ha provocato parecchi disagi, o no? Va bene, Marco Varvello non ci sente, ci risponderà, speriamo, un'altra volta. Allora, adesso veniamo in Italia, la cronaca italiana.
con la caccia all'uomo dopo la strage di Cesena, l'operaio che avrebbe sterminato la famiglia uccidendo genitori, moglie e figlia di 12 anni. Si sarebbe dileguato quest'uomo, secondo alcuni testimoni, facendo l'autostop. Ultimo a vederlo un cassiere di banca. Sentiamo Filippo Vendemmiati. Lascia tracce ovunque l'uomo accusato di aver sterminato 4 familiari. Questa mattina è sfuggito per pochi minuti alle forze dell'ordine. Alle 9 Massimo Predi è entrato nella filiale della Cassa di risparmio di Mezzano, in provincia di Ravenna, per cambiare un assegno di 10 milioni, quanto aveva incassato sabato scorso dalla vendita della sua auto ad un concessionario di Cesenatico. C'era diversa gente nella banca, avevo un cliente qui, dicevo finisco il cliente, poi dopo glielo do. No, me lo allunghi adesso. Come ho telefonato mi hanno detto guarda, te cerca di farlo stare tranquillo, non farti capire che ti mandiamo la polizia, cerca di trattenerlo il più possibile. Io così ho fatto, solo che più di tanto dopo lui ha mangiato la foglia, è venuto a insistere perché mi ero tenuto il suo documento e l'assegno, più di tanto non sono riuscito, Sono andato e sulla strada stava facendo autostop sulla strada. E come uscito gli sono andato dietro a vedere dove andava, perché la polizia non era ancora arrivata. Quando sono rientrato in quell'attimo è arrivata la polizia e gli ho detto guardate, sta andando di là, loro hanno cercato ma non l'hanno più preso. Massimo Predi potrebbe anche essere aiutato da qualcuno, forse da una ragazza bionda dell'Est con la quale è stato visto negli ultimi mesi. Le forze dell'ordine stanno controllando soprattutto la zona del litorale adriatico. Spiega, o meglio, le ragioni per cui quell'uomo che domenica scorsa a Milano ha gettato il panico in pieno centro era in libertà pur essendo condannato all'ergastolo. Il giudice di sorveglianza di Brescia spiega le ragioni di questa decisione e le polemiche però continuano e il ministro della giustizia Diliberto ha chiesto informazioni agli uffici giudiziari che hanno seguito il caso. Ma sentiamo Oliviero Bergamini. Soffre ancora Daniele Bortone, agente di polizia ferroviaria, anche se adesso sa di essere davvero fuori pericolo. Con lui pochi parenti, negli occhi il ricordo di sabato sera, quando durante un normale controllo gli ha sparato a freddo Aurelio Concardi. 7 omicidi alle spalle, eppure in semilibertà. Così fuori infuria la polemica. Dure parole dal ministro dell'Interno Enzo Bianco. Io trovo che sia vergognoso per un paese come il nostro, nel quale le forze dell'ordine fanno degli sforzi straordinari per assicurare responsabili di delitti molto gravi, che per un combinato disposto, uno che ha commesso 7 omicidi o qualcuno che ha commesso reati gravissimi, possa andare impunemente in giro. Bianco promette nuove norme entro un anno, nuove norme perché da Brescia, dove Concardi godeva della semilibertà, il tribunale di sorveglianza fa sapere che era tutto regolare. Non possiamo dire noi, siccome ha commesso reati di particolare gravità, non può beneficiare della misura. Quello è il passato che va valutato, ma va valutato in proiezione futura. Norme che devono cambiare, così il sindaco di Milano Albertini rilancia le accuse del procuratore capo di Milano D'Ambrosio contro le dimenticanze dei politici. La politica deve farsi carico più che delle proprie chiacchiere, del luogo in cui si trovano i deputati nel Parlamento, o delle alleanze o dei tradimenti dell'interesse collettivo, che questo è uno dei profili più importanti, quello della sicurezza. Parliamo di immigrazione. Il ministro dell'Interno Bianco ha annunciato il nuovo decreto che contiene novità sugli ingressi. Saranno aumentati i centri di permanenza temporanea per i clandestini, ma verrà chiuso quello di via Corelli a Milano. Fabio Tamburini. Da oggi c'è un decreto sui flussi programmati per il 2000. Vuol dire che l'Italia è pronta a dare lavoro a 63.000 immigrati. Requisiti richiesti: aver ricevuto un'offerta di lavoro da un'impresa italiana o avere qualcuno che garantisce il loro sostentamento o dimostrare di disporre di un reddito minimo con il quale vivere. Almeno 600.000 lire pari alla pensione sociale. Quote garantite per i 3 paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia: 6.000 albanesi, 3.000 tunisini, 3.000 marocchini. E in quei 3 paesi nasceranno centri di formazione professionale per insegnare i mestieri agli immigrati. I centri di permanenza saranno di più, collaboreranno anche le associazioni di volontariato e saranno più rispettosi della dignità dei clandestini, motivo per cui saranno chiusi i centri di Milano e Francavilla Fontana, in Puglia. Oggi sono 11 i centri attivi. Presto ne nasceranno altri, per esempio in Emilia-Romagna e Toscana. Mano ferma anche con i clandestini. Nel 1999 gli sbarchi si sono dimezzati e sono stati rimpatriati 72.000 immigrati.
Da oggi il clandestino rimpatriato dovrà aspettare 5 anni prima di presentare domanda di lavoro in Italia. E di immigrazione ha parlato anche il Presidente della Repubblica Ciampi in visita a Bologna. Ciampi, tra l'altro, ha detto: abbiamo bisogno di loro. L'inviato Paolo Giuntella. Con gli immigrati non si deve fare una sorta di contratto al ribasso. Vi offriamo poco come condizione di vita e in cambio pretendiamo poco sul piano del rispetto della legalità. Il discorso giusto è l'opposto. Vi offriamo il massimo delle opportunità e vi chiediamo il massimo dell'impegno. E non commettiamo l'errore di fare un'equazione semplicistica. Immigrazione uguale aumento della criminalità. Fermezza delle regole sì, ma mentalità aperta, sicurezza ma accoglienza, alloggio, istruzione, rispetto delle culture. Abbiamo bisogno anche di loro per crescere. Così il Presidente della Repubblica Ciampi nella sua prima giornata di visita in Emilia-Romagna, una regione dove gli immigrati sono ben integrati, la disoccupazione è inferiore al 5%. E infine, rispondendo al saluto del sindaco Guazzaloca e del presidente della regione Errani, un elogio al modello emiliano-romagnolo e il rilancio dell'alleanza delle autonomie, università, amministrazioni, imprenditori per la ripresa e la competizione in Europa. La Corte Costituzionale ha motivato il perché dell'ammissione di 7 referendum su 21. I promotori di quello elettorale, intanto, tra cui Fini, si pongono l'obiettivo di arrivare all'elezione diretta del cosiddetto Sindaco d'Italia. Susanna Petruni e poi Francesco Pionati. Sì dunque al referendum per abolire la quota proporzionale per l'elezione dei deputati. È identico a quello presentato l'anno scorso e, se passasse, non si creerebbe alcun vuoto normativo. Via libera anche a quello sul rimborso delle spese elettorali e referendarie perché non snatura l'attuale legge. Sì ai 3 referendum sulla giustizia, per eliminare il voto di lista nell'elezione dei togati nel CSM, abolire gli incarichi extragiudiziari e separare le carriere dei magistrati, perché omogenei, univoci e chiari. Quanto ai referendum sociali, l'obbligo di reintegro nel posto di lavoro e le trattenute sindacali sono stati ammessi perché non ledono i diritti di lavoratori e sindacati. Gli altri 14 referendum sono stati bocciati perché, secondo i giudici della consulta, erano in contrasto con la Costituzione o con i trattati internazionali. Fini e Segni di nuovo fianco a fianco, a caccia del quorum dopo la sconfitta del 18 aprile, puntano sul referendum elettorale per abolire il proporzionale, imporre il maggioritario e aprire la strada al presidenzialismo. Solo così, dice Segni, gli elettori potranno scegliere il Sindaco d'Italia. Siamo convinti che questa volta si possa vincere la battaglia perché i tantissimi che votarono sì il 18 di aprile non hanno un solo motivo per cambiare opinione. Credo che molti che allora non votarono oggi abbiano riflettuto sui guasti che si sono determinati dopo il mancato raggiungimento del quorum. Linea diversa per il referendum sui licenziamenti. Alleanza Nazionale tenterà l'intesa in Parlamento e già domani è pronta a presentare una proposta di legge. Una preferenza per un accordo in Parlamento sulla riforma elettorale ce l'hanno i popolari, ma il democratico Parisi, scettico, avverte i tempi sono strettissimi e Mastella aggiunge, prima di pensare ai referendum, il centrosinistra farebbe bene a riunirsi per trovare un'intesa sulle ultime candidature per le regionali. Una qualche incertezza c'è, per cui è opportuno che in maniera immediata i segretari di partito e la maggioranza si ritrovino e ritrovandosi abbiano ad approfondire lo spirito di solidarietà. Dei referendum si occupa stasera Porta a Porta in onda alle 23 con Marco Pannella, Fausto Bertinotti, Sergio D'Antoni e Adolfo Urso. Il ministro del Tesoro Amato è tornato a parlare della riforma delle liquidazioni e ha detto che il governo è pronto a discuterne. Il servizio di Francesco Di Mario. È un'esortazione forte quella che arriva dal ministro del Tesoro, Giuliano Amato, ed è rivolta alla classe dirigente del Paese, ai politici, ai manager, agli amministratori locali. Ritroviamo un senso di missione comune per modernizzare il Paese, per liberalizzare l'economia e renderla più competitiva. Questa capacità in Italia esiste, ha detto Amato, l'abbiamo dimostrato in casi eccezionali come lo sforzo di risanamento e rigore per entrare nell'Unione monetaria. Adesso bisogna dimostrare di saper gestire bene anche le situazioni ordinarie.
Ma si può dire dunque che la classe politica non ha ancora messo veramente all'ordine del giorno la modernizzazione del Paese? L'ha messa all'ordine del giorno, però le sue problematiche interne collocano queste tematiche al secondo e al terzo posto dell'ordine del giorno e prima continuano a prevalere i temi irrisolti che stanno sull'arena politica. In sostanza, dice il Ministro del Tesoro, un sistema politico in assestamento crea conflittualità che impediscono di affrontare i temi più gravi del cambiamento, delle nuove tecnologie e dell'economia digitale. Infine anche una risposta a Confindustria sul TFR, il trattamento di fine rapporto. La mia disponibilità, dice Amato, non è tardiva, perché la proposta del governo è aperta e non definitiva. Non si attenuano le polemiche sul caso Haider e questa volta coinvolgono anche l'Italia. L'ambasciata di Israele ha annullato una missione economica a Trieste per protesta per l'invito rivolto nei giorni scorsi ad Haider per visitare la città. Un invito che il leader nazionalista ha intenzione di raccogliere, come spiega in questa intervista Carmen La Sorella. Tra le montagne vita tranquilla di province. E qui a Klagenfurt, in Carinzia, che Haider ha voluto portare l'attenzione dei media nel suo regno, dove governa da 9 mesi. Ma sentiamo cosa ha detto poco fa al microfono. Io mi considero un uomo politico che ha avviato un cammino di riforme essenziale, che andrà oltre le promesse. Gli chiediamo se ha qualche timore. Nessuno. Io sono un politico che non ha paure. Ma ci sarà pure qualcosa che lo irrita in questo momento. E Haider va giù deciso. Le proteste in Austria, a suo giudizio, sono una conseguenza delle pressioni europee che hanno creato pregiudizi negli austriaci, perché i governi dell'Unione appoggiano la vecchia coalizione dei popolari con i socialisti, che hanno governato per 30 anni, mentre ora è tempo di cambiamento. Ma come cambierà con Haider la politica dell'Austria? Il suo sguardo va soprattutto ai giovani, prioritaria la loro formazione nei valori della democrazia, e devono conoscere il passato perché non si ricada negli errori del XX secolo. Ma verrà in Italia Haider su invito del presidente di Forza Italia della regione Friuli, Antonione? La risposta è affermativa e lo scopo avere un bagno di folla. Ma intanto, rivolto alla platea italiana, dice: nessuna diffidenza, io e il mio partito non abbiamo scheletri nell'armadio e faremo un buon lavoro. Rieccoci in Italia. Alle battute finali il processo in Puglia per il delitto di Castelluccio dei Sauri, l'omicidio di Nadia Roccia, la ragazza strangolata da 2 amiche. Oggi le richieste dell'accusa. Sentiamo l'inviato Stefano Tura. E la Sica riesce a sopraffarla, nel senso che riesce a metterle una mano sul collo. Tiene premuta questa mano sulla gola di Nadia Roccia per un certo tempo e poi interviene la morte per asfissia. Silente commozione nell'aula di Corte d'Assise di Foggia mentre il pubblico ministero Alfredo Viola ha ripercorso le fasi dell'omicidio di Nadia Roccia, uccisa il 14 marzo del 98 a Castelluccio dei Sauri dalle 2 amiche, Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica. Una requisitoria durissima durante la quale il magistrato ha sottolineato più volte la ferocia con la quale le 2 giovani assassine hanno agito. Ci sono le frasi, questa nanetta, mi dispiace ripeterle, questa bastarda non muore, le frasi ci sono di odio. Secondo il PM Viola, il movente dell'omicidio non sarebbe quello patologico di un ordine di uccidere ricevuto in sogno dal padre defunto della Sica, ma quello tangibile della disillusione divenuta odio dopo il mancato viaggio in America che Nadia avrebbe promesso alle amiche. Anna Maria Botticelli e Marina Sica, che qui vediamo nell'unica udienza a cui hanno preso parte, erano assenti, mentre Viola, dopo aver dichiarato che la loro confessione non è spontanea ed è incompleta, ha chiesto la pena più dura, il carcere a vita. Per cui per Botticelli Anna Maria e Sica Maria Filomena, per il reato di cui al capo B, io vi chiedo la pena dell'ergastolo. Non solo Milano, anche altre città hanno a che fare col fenomeno delle baby gang. Una vera banda ha seminato la paura a Bari nelle vie del centro, rapinando altri ragazzini. Adriana Pannitteri. A Via Sparano a Bari il sabato sera si va per passeggiare, per fare 4 chiacchiere, e invece l'altra sera sono comparsi i coltelli e la passeggiata è diventata una fuga per 11 ragazzini, inseguiti da altri ragazzini. Una sorta di diabolico gioco come il gatto che insegue il topo, per prendersi poche lire o il giubbetto, le scarpe da ginnastica ultimo modello, come alla periferia di Milano, a Quarto Oggiaro, o alle stazioni della metropolitana, ormai vere e proprie trappole. Questa volta gli aggressori erano 6, minorenni. A 2 hanno rubato i soldi, poi hanno minacciato con un accendino coltello un altro giovane che, impaurito, ha consegnato il telefonino, rifiutato però perché era un modello vecchio.
Le ragazze del gruppo hanno tentato la fuga infilandosi nei negozi, poi in una pizzeria alla stazione, dove finalmente la polizia ferroviaria si è resa conto di quanto stava accadendo. Sono tutti giovani difficili, affidati anche in passato ai servizi sociali. E uno dei genitori ha inveito contro la polizia. Lo avete denunciato per una sciocchezza, avrebbe detto la donna. Uno dei miei figli più grandi minaccia ogni giorno l'insegnante con un coltello, ma nessuno dice nulla. Un camion si è schiantato contro un pullman di linea in provincia di Torino. Una donna è morta e i feriti sono una ventina. Incidente provocato dal ghiaccio. Sentiamo Gianfranco Bianco. L'asfalto è una lastra sottile di ghiaccio e nell'uscire da una curva verso un ponte in Val Sangone, 30 km da Torino, un autocarro carico di bidoni di oli industriali ha invaso il centrostrada. Dalla direzione opposta stava arrivando un pullman di linea, 30 passeggeri dei piccoli centri di Coazze e Giaveno. Mancava poco alle 10 e questa è la scena che si è presentata ai soccorritori in località Trana. Quando sono arrivato qua sembrava una scena da Far West. Così il padrone della ditta del camion, 18 feriti estratti dai pullman e soccorsi in strada, una sola vittima, una pensionata di 74 anni torinese. Soccorsi tempestivi, 16 persone sono state smistate a vari ospedali, Rivoli, Orbassano, Torino, tutte ferite, alcune trattenute, 4 gravi, tra esse una ragazzina di 6 anni ricoverata all'ospedale Regina Margherita. Anche i 2 autisti sono rimasti feriti, ma senza conseguenze. In quel tratto di strada già decine gli incidenti, esistono anche i fondi e i progetti per sistemare la statale, manca l'autorizzazione che ritarda da anni. È stata presentata a Maranello la Ferrari che correrà il prossimo campionato del mondo di Formula 1. Tra gli ospiti, naturalmente l'avvocato Agnelli, che ha parlato anche di Luna Rossa e degli errori degli arbitri. L'inviato Marco Franzelli. E adesso anche la Ferrari prega San Gennaro. Per l'avvocato Agnelli il santo era su Luna Rossa e ha fatto vincere il napoletano De Angelis. San Gennaro è rimasto a bordo, poi ha vinto. Si è riposato, poi è tornato. Senta, doveste fare un paragone, quale pilota di Formula 1 le ricorda De Angelis? Forse Prost. Luna Rossa e Ferrari unite anche dal colore. Il rosso porta buono a tutto, oggi anche in politica, mi sembra. E così Schumacher, Barrichello e il collaudatore Badoer hanno sollevato il velo sulla F1 2000. Questo è il nome della nuova Ferrari. Rossa, ovviamente, ma stavolta c'è anche del bianco sull'alettone anteriore, per ragioni di sponsor. Costretto a parlare italiano, Schumacher si emoziona, sbanda e va fuori pista, ma si riprende bene. In grado, dall'inizio, di vincere le gare. Scusa. Molto nervoso. Un po' nervoso, forse perché adesso c'è Barrichello che parla bene italiano e scalpita, un numero 1 bis, ha detto Montezemolo. La nuova Ferrari è bella, aerodinamica, motore, sospensioni, tutto è stato ristudiato per vincere. E a Maranello si parla anche di arbitri, ma quelli di calcio. Tutti sbagliamo nei nostri mestieri, chi sbaglia negli affari, chi sbaglia in politica. Gli arbitri sbagliano nel loro mestiere forse un po' troppo sovente. Quello che bisognerebbe è che nessuno si lamentasse mai. Se ci fosse un disarmo nelle lamentele sarebbe più corretto. Se invece c'è gente che si lamenta, danno l'impressione che ci sono degli errori in malafede. E questo non può e non deve esistere in un'organizzazione sportiva. Sono eccellenti, secondo i medici francesi, i progressi dell'operaio al quale a Lione sono stati trapiantati, ricorderete, mani e avambracci. Il paziente lascerà l'ospedale la prossima settimana, ma soprattutto comincia a muovere le dita. Sentiamo il corrispondente Corradino Mineo. Ce lo ricordiamo così, grande invalido a 31 anni, poi cavia in un letto dell'ospedale di Lione, con intorno 18 medici, 4 sono italiani, che gli attaccano le mani di un donatore, evidentemente deceduto. Era il 13 gennaio. Eccolo oggi, Denis Chatelier, pallido ma sorridente, alza le braccia in segno di vittoria e dice: finalmente ho delle vere mani, non delle protesi. E il professor Dubernard spiega che le condizioni del paziente sono molto buone, può già muovere appena le estremità delle dita, lo vedete? La sensibilità sembra tornare rapidamente, peli e unghia ricominciano a crescere. Dunque siamo davanti a un altro grande successo della medicina, un miracolo, visto da chi spera ora di poter tornare ad utilizzare le mani, magari per accarezzare
La moglie e i 3 figli? Beh, come ha ricordato a Fraiese uno dei chirurghi, il professor Lanzetta, questo è soltanto il secondo dei 5 trapianti sperimentali autorizzati dallo Stato francese. Dopodiché si potranno fare i bilanci. E i medici oggi insistono sul carattere di Denis Chatelier, la volontà di guarire, la capacità di accettare come sue quelle mani che sono state di un altro. Le donne nelle forze armate, non soltanto in accademia ma anche nella truppa. Il ministro della difesa Mattarella ha dato il via libera al loro arruolamento già da quest'anno e tra i volontari in ferma breve nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica. Alessandra Orlando. Le forze armate si tingono sempre più di rosa. Fin da quest'anno potranno vestire la divisa non soltanto le ragazze laureate che puntano all'accademia, ma anche chi ha la licenza media e vuol fare la volontaria di truppa. Alle donne sarà riservato fino al 30% dei posti per volontario in ferma breve. Potranno prestare servizio nell'esercito per 3 anni, con uno stipendio mensile di circa 1.200.000 lire e dopo il triennio fare il concorso per entrare in servizio permanente effettivo ed intraprendere la carriera militare. La novità anticipa di almeno 1 anno l'ingresso delle donne soldato nelle caserme e intanto le ragazze che hanno fatto domanda per i posti nelle accademie militari sono in maggioranza rispetto agli uomini, a un giorno dalla scadenza dei termini. Le domande presentate dalle aspiranti ufficiali sono il 60% su 16.000 nell'esercito, il 55% su 3.000 in marina e il 44% su 7.000 in aeronautica. Dopo le donne alle armi, le donne in politica. La Finlandia per la prima volta ha un presidente donna, mentre negli Stati Uniti scende in campo la First Lady Hillary Clinton, il servizio di Caterina Doglio. Per le donne finlandesi era una questione di principio, bisognava assolutamente vincere e così progressiste e conservatrici hanno affollato i seggi. Eccola quella con il cappellino, la neopresidente Tarja Halonen, 56 anni, molto di sinistra, una figlia 20enne e un fidanzato più giovane che ha promesso di sposare dopo le elezioni. Un paese dove quasi il 40% dei parlamentari è donna sembra un miraggio a noi italiane con appena l'11%, ma bisogna ricordare che le finlandesi sono state le prime in Europa a conquistare il diritto di votare e di essere votate. E negli Stati Uniti un'altra donna affronta una sfida mai tentata prima, il passaggio da First Lady a protagonista improprio della politica. Hillary Clinton ha finalmente annunciato la propria candidatura al Senato nel collegio di New York. Bill per una volta rimane nell'ombra, insieme alla figlia e alla suocera e 2.000 simpatizzanti guarda un filmato che racconta la vita di sua moglie. Hillary ballerina, studentessa, avvocatessa. La Hillary nuova maniera per battere il rivale Rudolph Giuliani, quello della tolleranza zero contro il crimine, è ora favorevole alla pena di morte. Forse per risalire nei sondaggi, per ora negativi, sarebbe bastato fare appello a un altro settore dell'elettorato, ad esempio tutte le donne che in America hanno sposato un bugiardo. E allora continuiamo a parlare di donne. Sarah Ferguson ha scandalizzato l'Inghilterra. Un suo travolgente ballo a Roma ha scatenato le ire dei ben pensanti d'oltremanica. Marina Como. Un ballo sulla pista di un locale romano, qualche piroetta, la gonna si solleva mettendo in risalto le gambe e per Sarah Ferguson è subito scandalo. Il giornale britannico Daily Mail critica l'esibizione della duchessa di York, questo è il titolo ufficiale della russa Sara, divorziata dal principe Andrea, terzogenito della regina d'Inghilterra. Tra le braccia del suo cavaliere, un manager tedesco, Sara si scatena al ritmo travolgente della musica tra gli sguardi ammirati dei presenti e i click dei paparazzi. Viene sempre più spesso in Italia Sarah Ferguson. Qui vive Gaddo della Gherardeschi, a cui è legato ormai da anni. Non ha nulla da ridire il nobile toscano su un ballo scatenato e sull'allegria contagiosa di una serata di festa. Bisogna riderci un po' addosso, se no ci si piglia troppo sul serio diventa tutto molto noioso. Insomma, è scandalo solo per i cronisti malevoli di un giornale inglese e la duchessa di York, invece delle critiche, preferisce ascoltare la canzone che porta il suo nome, Sara. Gliela dedica Antonello Venditti. Dove tua madre sta aspettando per poter piangere un po'. Tra i film più attesi della stagione è l'ultimo di Oliver Stone, Ogni maledetta domenica, ambientato nel mondo del football americano. Tra gli interpreti Al Pacino e Cameron Diaz. Stefano Curone.
La palla ovale e lo sport in genere come detonatore di passioni, affari, ambizioni enormi quanto le inevitabili sconfitte. Mentre da noi si discute sulle incitazioni alla violenza negli stadi, Hollywood sforna 2 film sulla box e torna ad affrontare gli scontri durissimi del football. Il caso più recente è The Program, una delle molte pellicole in cui lo sport simbolizza il riscatto dei vinti. Non c'è da stupirsi se ora si cimenta con l'argomento il regista impegnato per eccellenza, Oliver Stone, quello di Platoon, nato il 4 luglio, JFK e Nixon. L'autore si concentra sulla lotta fra i vecchi, sani valori della competizione, incarnati dall'allenatore Al Pacino, e il nuovo impero della pubblicità, dell'informazione, del profitto a tutti i costi, rappresentato da Cameron Diaz, grintosa presidentessa della squadra. Per Stone, grande appassionato di football, il rito domenicale della partita è la versione americana dei giochi circensi nell'antica Roma. Ha usato perfino microcamere legate al corpo dei giocatori per farci entrare nel cuore di questo sport che può provocare spiacevoli sorprese. Ne sa qualcosa Jack Lemmon, che in un vecchio film di Billy Wilder era lo sfortunato cameraman ai bordi del campo. Debutta stasera a Roma con lo spettacolo Giù al Nord, Antonio Albanese. Uno spettacolo apprezzato anche dal Wall Street Journal. Vincenzo Mollica ha intervistato Albanese proprio su questo. Antonio Albanese, le lodi più recenti le hai avuto da un quotidiano prestigioso come il Wall Street Journal, una cosa che non ti saresti mai aspettato. Mai, assolutamente. E che è successo? Non solo, è arrivata questa meravigliosa signora col suo aeroplanino da Londra, è arrivata e ha visto questo spettacolo ed è rimasta molto contenta dallo spettacolo, dal tema, quello del lavoro, che non viene quasi mai o forse mai preso in considerazione, soprattutto in teatro, ma soprattutto da una sorta di ritmo, di atmosfera, di questo cinismo che noi abbiamo trattato, di questa, chiamiamola contemporaneità, insomma, comunque di questo spaccato del nostro tempo che un po' ci circonda. E lei è rimasta, diciamo, colpita, almeno sembra così, da questo spaccato che abbiamo trattato, da questi 8 ritratti, da queste 8... La notizia del Wall Street Journal, queste lodi, come sono state commentate da Perego e da Alex Drastico? Se lo meritano. Da Perego, molto semplicemente, con la sua rigidità, ha semplicemente detto: va tutto bene, tranne la vita. Da Alex Drastico, lui, sempre per la sua semplicità e forse per la sua estrema voglia di vivere, dalla felicità ha divorziato. Bene, il telegiornale finisce qui, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani. Buonasera a tutti.